Gesù, divina sapienza. Gesù, vita senza fine. Gesù, sicura speranza. A te la lode e la gloria. Gesù, divino maestro. A te la lode e la gloria. Gesù, sommo sacerdote. A te la lode e la gloria. Gesù, re della gloria. A te la lode e la gloria. Gesù, unico mediatore. A te la lode e la gloria. Gesù, primo ed ultimo. A te la lode e la gloria. Gesù, Signore della storia. A te la lode e la gloria. Gesù, giudice universale. A te la lode e la gloria. Ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il Re. Per Cristo nostro Signore. Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Padre nei secoli. Tu hai dato agli uomini il cibo e la bevanda perché ti rendano grazie. Gloria a te, o Padre, nei secoli. Tu ci hai dato la vita eterna per mezzo del tuo unigenito Figlio. Gloria a te, o Padre, nei secoli. Eucaristia, principio della Chiesa. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
Era il giorno della parascede e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Attraverso il sacramento eucaristico Gesù coinvolge i fratelli nella sua stessa ora. In tal modo egli ci mostra il legame che ha voluto tra sé e noi, tra la sua persona e la Chiesa. Infatti, Cristo stesso, nel sacrificio della croce, ha generato la Chiesa come sua sposa e suo corpo. I padri della Chiesa hanno lungamente meditato sulla relazione tra l'origine di Eva al fianco di Adamo dormiente e della nuova Eva, la Chiesa, dal fianco aperto di Cristo, immerso nel sonno della morte. Dal costato trafitto, racconta Giovanni, uscì sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti. Uno sguardo contemplativo a colui che hanno tradito ci porta a considerare il legame causale tra il sacrificio di Cristo, l'Eucarestia e la Chiesa. La Chiesa, infatti, vive dell'Eucarestia. L'Eucarestia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo corpo. Ripetiamo insieme: gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Sei il pane della vita. Chi viene a te non avrà mai fame e chi crede in te non avrà mai sete. Gloria a te, Signore Gesù. Sei il pane disceso dal cielo. Chi mangia la tua carne e beve il tuo sangue ha la vita eterna. Gloria a te, Signore Gesù. Sei la luce del mondo. Chi ti segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gloria a te, Signore Gesù. Sei la vera vite che il Padre ha piantato. Chi rimane in te porta molto frutto, perché senza te non può fare nulla. Gloria a te, Signore Gesù. Sei la voce che dà testimonianza alla verità. Chi cerca la verità ascolta la tua parola. Gloria a te, Signore Gesù. Sei la porta delle pecore. Chi entra attraverso te sarà salvato e avrà la vita in abbondanza. Gloria a te, Signore Gesù. Mediante il pane e il vino consacrati, in cui è realmente presente il suo corpo e sangue, Cristo si trasforma noi, assimilandoci a lui.
ci coinvolge nella sua opera di redenzione, rendendoci capaci, per la grazia dello Spirito Santo, di vivere secondo la sua stessa logica di donazione, come figli di grano uniti a Lui e di Lui, senza illusioni, senza utopie ideologiche. Noi camminiamo per la strada del mondo, come la Vergine Maria nel ministero della visitazione. In questa breve sosta, fermandoci dinanzi alla Basilica Cattedrale, vogliamo pregare per la nostra Chiesa di Foggia Borino, per i suoi pastori e per tutto il popolo di Dio. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Nella verità, i giovani assetati di vita. Ascoltaci, o Signore. Continua a chiamare alla tua sequela. Ascoltaci, o Signore. Suggerisci al cuore degli uomini la giustizia e la pace. Ascoltaci, o Signore. Ravviva nella comunione le famiglie, chiese domestiche. Ascoltaci, o Signore. Soccorri i poveri. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo Santissimo Sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Ripetiamo insieme: raduna la tua Chiesa, Signore. Raduna la tua Chiesa, Signore. Aiutaci, Signore, a considerare i fratelli un dono prezioso. Ti preghiamo. Raduna la tua Chiesa, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia nel mondo segno dell'amore gratuito del Padre per le sue creature. Ti preghiamo. Raduna la tua Chiesa, Signore. Perché la Chiesa sia sempre uno strumento di concordia, pace e speranza per il mondo intero. Ti preghiamo. Raduna la tua Chiesa, Signore. Perché tutti i cristiani imparino ad infrangere le barriere dell'egoismo e ad aprirsi agli altri nella carità. Resta con
ci siamo radunati questa sera e abbiamo ascoltato le parole dell'Apostolo Paolo, uno insieme all'Eucaristia. Qui abbiamo detto nessuno straniero. L'Eucaristia non può essere solo per alcuni. Per questo la Chiesa ha il dovere evangelico di predicare accoglienza, integrazione, amore, comunione. Mai potremo giustificare o approvare l'esclusione di chi è diverso, di chi viene da lontano. Da qui, questa sera, noi scegliamo di incontrarci, gli uni accanto agli altri, accomunati dalla fede, chiamati a divenire un unico corpo, a dividere l'unico pane che è Cristo, al di là delle nostre differenze. Qui c'è un centro solo, l'Eucaristia, e tutti noi convergiamo su di essa. Qui ci abbiamo gli uni e gli altri per diventare una cosa sola a partire da Lui. E da Cristo Signore riceviamo pace e benedizione. Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto all'agnello immacolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che ogni giorno possiamo contemplarlo nello splendore della sua gloria. Per Cristo nostro Signore.